Presenti, a quanti sono in collegamento televisivo con il santuario di San Leopoldo a Padova. Iniziamo la Santa Messa con il canto L'anima mia ha sete del Dio vivente, 126. L'anima mia ha sete del Dio vivente, quando vedrò il suo volto, come una cerva nera ai corsi delle acque, così la mia anima nera a ha sete del Dio vivente, quando vedrò il suo volto, perché ti abbatti, anima mia, e ti agiti in me, spera in Dio ancora lo esalterò, mia salvezza e mio Dio. L'anima mia ha sete del Dio vivente, quando vedrò il suo volto. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore che guida i nostri cuori all'amore e alla pazienza di Cristo sia con tutti voi. Oggi facciamo memoria di Santa Teresa di Gesù, Vergine Dottore della Chiesa. Nasce ad Avila, in Spagna, nel 1515, muore nel 1582. Entrata nel Carmelo di Avila, avviò la riforma dell'ordine dando origine ai Carmelitani Scalzi. La sua intensa attività di fondazioni monastiche in tutta la Spagna fu affiancata e sostenuta da una profonda esperienza spirituale, fino all'unione mistica con Cristo, testimoniata nei suoi scritti, tra cui il libro della vita e il cammino della perfezione. Fu la prima donna a essere proclamata dottore della Chiesa da Paolo VI nel 1970. Per celebrare questa Eucaristia riconosciamo i nostri peccati. Signore, mandato dal Padre a salvare i contriti di cuore, Kyrie eleison. Cristo, che sei venuto a chiamare i peccatori, Christe eleison. Signore, che siedi alla destra del Padre, intercedi per noi, Kyrie eleison. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Dio, che per mezzo del tuo Spirito hai suscitato Santa Teresa di Gesù per mostrare alla Chiesa una via nuova nella ricerca della perfezione, concedi a noi di nutrirci sempre della sua dottrina e di essere infiammati da un vivo desiderio di santità. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Chiunque tu sia, o uomo che giudichi, non hai alcun motivo di scusa, perché mentre giudichi l'altro, condanni te stesso.
Tu che giudichi, infatti, fai le medesime cose. Eppure noi sappiamo che il giudizio di Dio contro quelli che commettono tali cose è secondo verità. Tu che giudichi quelli che commettono tali azioni e intanto le fai tu stesso, pensi forse di sfuggire al giudizio di Dio? O disprezzi la ricchezza della sua bontà, della sua clemenza e della sua magnanimità, senza riconoscere che la bontà di Dio ti spinge alla conversione? Tu però, con il tuo cuore duro e ostinato, accumuli collera su di te per il giorno dell'ira e della rivelazione del giusto giudizio di Dio, che renderà a ciascuno secondo le sue opere. La vita eterna a coloro che, perseverando nelle opere di bene, cercano gloria, onore, incorruttibilità. Ira e sdegno contro coloro che per ribellione disobbediscono alla verità e obbediscono all'ingiustizia. Tribolazione e angoscia su ogni uomo che opera il male, sul giudeo prima come sul greco. Gloria invece, onore e pace per chi opera il bene, per il giudeo prima come per il greco. Dio, infatti, non fa preferenza di persone. Parola di Dio. Grazie a Dio. Secondo le sue opere, Signore, tu ripaghi ogni uomo. Secondo. Solo in Dio riposa l'anima mia, da Lui la mia salvezza. Lui solo è mia roccia e mia salvezza, mia difesa, mai potrò vacillare. Sue opere, Signore, tu ripaghi ogni uomo. Solo in Dio riposa l'anima mia, da Lui la mia speranza. In Dio è la mia salvezza e la mia gloria. Il mio riparo sicuro, il mio rifugio è in Dio. Secondo le sue opere, Signore, tu ripaghi ogni uomo. Confida in Lui, o popolo, in ogni tempo. Davanti a Lui aprite il vostro cuore. Nostro rifugio è Dio. Secondo le sue opere, Signore, tu ripaghi ogni uomo. Alleluia, alleluia, alleluia. Le mie pecore ascoltano la mia voce, dice il Signore, e io le conosco ed esse mi seguono. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo il Signore disse: Guai a voi, farisei, che pagate la decima sulla menta, sulla ruta, su tutte le erbe, e lasciate da parte la giustizia e l'amore di Dio. Queste invece erano le cose da fare senza trascurare quelle. Guai a voi, farisei, che amate i primi posti nelle sinagoghe e i saluti sulle piazze. Guai a voi, perché siete come quei sepolcri che non si vedono e la gente vi passa sopra senza saperlo. Intervenne uno dei dottori della legge e gli disse: Maestro, dicendo questo, tu offendi anche noi. Egli rispose: Guai anche voi, dottori della legge, che caricate gli uomini di pesi insopportabili, e quei pesi voi non li toccate nemmeno con un dito. Parola del Signore. Le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse mi seguono.
il versetto del canto dell'Alleluia. Ascoltare la voce del Signore significa vivere la giustizia e l'amore di Dio nella propria vita. È quello che ha fatto Santa Teresa d'Avila nelle sue giornate e nella sua vita. Diceva chiaramente nelle sue opere, nei suoi scritti, che l'unica cosa che conta è l'amore. La cosa più importante, diceva, non è pensare troppo, ma amare molto. Per questo motivo fate ciò che più vi spinge ad amare. Se in mezzo alle avversità il cuore persevera con serenità, gioia e pace, questo è l'amore. Se Satana iniziasse ad amare, smetterebbe di essere Satana. Famose sono anche alcune sue espressioni che ritornano anche nei canti. Niente ti turbi, niente ti attristi, tutto passa, solo Dio basta. L'amore vuole le opere. Dio è presente anche in mezzo alle pentole. Ecco, un'espressione che ci fa sorridere, ma che ci ricorda che l'amore è qualcosa di concreto, e quando noi facciamo qualcosa con amore, lì facciamo anche esperienza di una comunione col Signore. Per cui anche in mezzo alle pentole, diceva, Dio si nasconde. E un'altra frase importante diceva: non tutti possiamo fare grandi cose, ma possiamo fare piccole cose con grande amore. E poi sulla preghiera diceva: non abbandonare mai la preghiera. Chi ha iniziato a fare preghiera non pensi più di tralasciarla, malgrado i peccati in cui cade. Con l'orazione potrà presto rialzarsi, senza di essa è molto più difficile. Teniamo così nel cuore queste frasi che questa grande santa, dottore della Chiesa, ci ha lasciato, queste frasi sull'amore. Alla fine della vita diceva: saremo giudicati sull'amore.
Pregate, fratelli e sorelle, perché il sacrificio della Chiesa in questa sosta che la rinfranca nel suo cammino verso la patria del cielo sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Siano graditi alla tua maestà, o Signore, i nostri doni, come ti piacque la consacrazione virginale di Santa Teresa, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Nei tuoi santi che per il regno dei cieli hanno consacrato la vita a Cristo, noi celebriamo la mirabile opera della tua provvidenza, che richiama l'uomo alla santità dell'origine e gli fa pregustare i doni per lui preparati nel mondo nuovo. E noi, uniti agli angeli e ai santi, con voce unanime cantiamo senza fine l'inno della tua gloria. Santo, 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 il Signore Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice e di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie, perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra,
rendila perfetta nell'amore, in unione col nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Claudio, i presbiteri, i diaconi, il popolo che tu hai redento. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della resurrezione. I defunti della famiglia Rizza, Mazzoni e Borella. E nella tua misericordia tutti i defunti ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, Santa Teresa d'Avila, San Leopoldo e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro, che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, dalla tua volontà, in cielo così in terra. Il nostro pane quotidiano, i nostri debiti, diamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Con la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Con il tuo spirito. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona grazia. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non son degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola di Gesù. Comunione spirituale. Gesù mio, credo che tu sei presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e desidero essere in comunione con te. Non potendo ora riceverti sacramentalmente, ti prego, vieni spiritualmente nel mio cuore. Santifica la mia anima, custodisci il mio corpo e fa che, nutrito di te spiritualmente, possa compiere con amore la tua volontà e che niente possa mai separarmi dal tuo amore. Amen. Niente ti turbi, niente ti spaventi, solo Dio basta.
spaventi, solo Dio basta. Preghiamo. Signore Dio nostro, fa che sull'esempio di Santa Teresa questa famiglia a te consacrata, nutrita col pane del cielo, canti in eterno il tuo amore misericordioso. Per Cristo nostro Signore. O Dio nostro Padre, in Cristo tuo Figlio, morto e risorto e redento ogni nostro dolore, hai voluto San Leopoldo, paterna presenza di consolazione. Infondi nelle nostre anime la certezza della tua presenza, del tuo aiuto. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace. O Maria Santissima, o Maria Santissima, dolce Madre di Gesù, stendi il tuo manto sopra la terra, rendi sicuro il cammino qua giù. Salva i tuoi figli, guidali al cielo, sorreggi tu la speranza nei cuori. Ave, Ave Maria, Ave, Ave Maria.
Affidati a chi sa darti la visibilità e la dignità che meriti. Difesa è tutelare chi ne ha più bisogno. Far valere i propri diritti e quelli di chi guarda al futuro. Noi della CISL Pensionati crediamo che esista un modo solidale per far valere i propri diritti. Tutela previdenziale e sociosanitaria, servizi e assistenza fiscale. Con oltre 2000 sedi in tutta Italia. Entra in una città dipinta che ispira da secoli arte angolo del mondo. Vivi l'atmosfera e la bellezza di spazi che raccontano il tempo. Segui il fluire dei secoli che attraversano storia, scienza e cultura. Scopri una città dove ogni incontro diventa un'esperienza. Padova, dove la vita è arte. Avete infissi vecchi, non buttateli, non ci sono le guarnizioni, non c'è la vetrocamera, il freddo entra da tutte le parti, ma c'è la soluzione. Restaurarli di qualsiasi età e condizione, vi assicuriamo altri 50 anni di vita.